Buongiorno Italia. Questa mattina... Mi son svegliato. No, niente canzoncine strane che dopo vi in frantese e vi su casini. No, questa mattina sto facendo quella cosa che mi permette di ricevere i soldi da investire poi in gasolio per arrivare tipo qua da Mirko e essere continua. Come ogni volta abbiamo imprecato, no, beh, non è che abbiamo imprecato, però comunque ci ha fatto tantissimo a dannare sto mobiletto per far tornare gli incastri e per far tornare anche quei no, sensori, quei contatti lì che devono toccare la porta per far dar corrente ai finestrini elettrici. Vabbè, comunque più o meno ce l'abbiamo fatta, cioè sì, ce l'abbiamo fatta. Questo pezzo qui qua è un po' lasco, ok, però vabbè, insomma, chi se ne frega. E niente, Mirko insiste perché vuole rifarlo da zero, ovviamente non adesso. Anche le torce della Olight a questo sono servite. CP, usiamo un attimo il tuo ufficio, 2 secondi a questa roba. Ok, questo Spoiler, che significa anticipazione. E ora perché non ti dici anticipazione? Giustamente, ok, rifendo perché a spoiler fa molto più da youtuber. No, per carità di Dio, via. Torna indietro, rifà tutto. Allora, anticipazione, 2 punti, anzi, anche a 3, come diceva Totò. Come voi ben sapete. Punto. 2 punti. Punto e virgola. Punto e un punto e virgola. Allora, adesso abbiamo il cavo un po' mollato, che però guarda che bel giro che ho fatto fare dentro i termini, va dentro a moquette, tutto scontinuato. Perché? Perché dopo tireremo dentro questi, li faremo uscire da qua, entreranno qui, forse questa è da cambiare, lì c'è un altro buco da fare per poi entrare lì, quella lì è da cambiare, quella lì è da cambiare, forse anche questa qui è da cambiare, però diciamo le smonteremo quando saremo davanti al negozio di elettronica, in modo tale che non sbagliamo. Quindi per sicurezza dopo non se smentiremo, bisogna serrare la puntata in qualche modo. Esatto. Quindi bisogna dire cosa devo imparare? Niente, però devo imparare insomma che se avete problemi da Mirko deve fare tutto. Da concentrarmi, ecco sì, non leggevamo bene io e i miei amici il titolo che c'era scritto nell'articolo, quindi volevamo farcelo leggere. Praticamente è la possibilità di andare a fare degli investimenti su quello che è il titolo più forte al momento quotato in borsa. Ah no, scusa, pensavo, no, c'era un film porno là che avevamo scritto informazioni perché non riuscivamo a capire il titolo. Quello penso che siete già esperti senza Ma che vi no, quelle azioni là non ci interessano, no, forza, ma... A voi vi interessa solo il lato porno praticamente. Ma sì, ma c'hai illuso, cioè capisci più che altro adesso. Vedi? Cioè, Come Mirko. faremo adesso? Cioè, così? Amen. C'è un casino adesso qua. Amen. Qua dobbiamo solo parlare di investimenti. Ma no, usa mia amica del trading online che mi chiama e a fai diventare matta ogni volta. Ormai la conosci tutta Italia. Perché cosa che dici tu? È perché ho provato a vendere l'energia. Tu capivo? Cioè, io mi vende il trading. No, l'energia del camper, che mi vivo in camper, no? Tu capivo? E siccome ho buttato i pannelli grandi e batteria a litio e tutto quanto, ora adesso la vendo all'energia. Io ora provo a vendere, ma sta qua, niente da fare. Pensavi che mi te chiamasse per un film porno praticamente? Sì, perché se aveva scritto praticamente ieri i nomi spazi su Amazon, no? E però se ti scrive una parola Amazon ti censura. Però noi altri non ne va tanto bene sta roba. E ora sega scritto, cari dipendenti di Amazon, potete leggerci il titolo di questo articolo che noi non lo riusciamo a leggere? E era una cosa molto volgare, hai capito? E dopo mi hai chiamato tu e mi fai, ti dobbiamo spiegare il titolo, eccetera, eccetera. Noi altri qua tutti ascoltare, dopo te ne parli di azioni, no? A casca il palco. È un problema questo. Dio. Dai, ma Vabbè, te troverà qualcun altro per vabbè. parlarti dei robe porno. Ascolta, Stea. E ora mi credo che t'ha capito che tanto non compriamo niente e te facciamo perdere solo che tempo. Ma infatti non viene niente da comprarsi, quello è No, dai, parti scherzi, se devo fare delle robe. E andiamo avanti, siamo fiastretti coi tempi, siamo devo lavorare. Che lavoro sei che fai? Se devo smontare un camper. Questa roba qua dei panei, mestieri. Anche, sì. Ho capito. Va bene, dai. Oro. Vabbè, buone feste. Ciao Tosa, anche a te. Come no, ho capito il discorso dell'amante e della fidanzata. Ma la fidanzata
fidanzata sa che vai via per qualche giorno con l'amante, che sei partito con me, l'amante? Ah, l'amante del cane? No, a me, che dici che hai la fidanzata e anche l'amante in base alle giornate. Siamo noi! Siamo noi che non ne veniamo siamo noi che non ne veniamo capo mai. Povero quel cane, guarda il tuo cane, senza cibo, maltrattato, guarda com'è triste. Oh, Guarda. povero, sì, arriva, dammi È tempo, molto cane. triste. Su mia osserva. Vedo che sei triste, dov'è le pape di Amy? Dove sono le pape di Amy? Ah. Allora, adesso chiamiamo il telefono dei cani. Il bautelefono, esatto. Dai, svestiamoci per mangiare, vai a lavarti le zampe. Finito l'energia il cane. Guarda, è proprio... Beh, che tirata che ha fatto, no? Perché stai chiacchierando? Sì, l'ho vista, avevo una paura che andasse su per le colonnine, porca miseria, al palo. Non arrivano più le pape qua? Perché sto le andando pape? bene. È lento sto servizio, sto ristorante, Amy? Perché anche il cibo è come una scultura, no? Come dico sempre ai clienti, no? Che i miei cibi sono come una scultura. Prendi un pezzo, lo butti là, lavati le te gli dai 2 scolpite. Non gliene frega niente di quello, sta aspettando il cibo. No, perché è importante anche la Servizio è lento, voto la 2. preparazione, l'estetica, tutto. Voglio proprio vedere l'estetica. Guarda. Cosa ti metti anche le foglioline, vuoi trifoglio o Guarda. erba normale, fili d'erba? Pagata. Pape di Amy! Pian piano che mi butta a paradia. Vi ricordate quando criticava la mise en place quel giorno che mi ha fatto la cacio e pepe? Cosa tu l'hai fatta la caccia Va bene, pepe, ok. porca troia! Cioè vi faccio notare l'apparecchio, Sì, le tovagliette le ho messe aspetta. io, i Vai, tovaglioli vai, li ho messi io, i vai, bicchieri io. vai, Guardate, vai. dovrei mangiare così. Ok, e siamo nel 2021, oramai nel 2022. E mi ha detto, vorrei mica che sporca un piatto. Certo, si parla di... sono qua. Si parla di inquinamento... è imbriaga spolpa. Si parla di inquinamento, di riscaldamento globale, eccetera. Guarda qua. Ma Vada, come tu? piatto, pulisci e ti fai... se serve. Cerchi proprio Hai di capito? paracularti. Dove mi metto la salsa rosa da tocciare? Cioè... No, già ho messo i bicchieri. Facciamo No, bene li ho la messi... canna. Ma Dai. scusa un attimo, la salsa rosa me la metto sul tovagliolo e poi ci toccio? Ma col cucchiaino... Mamma mia, che piagroso. Perché deve lavare lui poi i piatti. Cioè io faccio la lavastoviglie. Guarda che sapete. razza è toast, guarda che capolavoro. Ciao Ceno. Ceniamo? Che arte, Dio buono. Arte! Continuano i maltrattamenti dei CP? Dai, porca troia, un minimo di privacy. Sto tenendo l'angolo. Mi hai detto di tenerlo duro. Sì, e tu hai preso un'altra cosa. È giusto così. Ecco, Che non guarda. dovevo perderlo. No, guarda. Vedi che la Mondaini insegnava. Esatto, guarda, perfetto. E Raimondo brontolava. Perfetto, guarda. Ah, ciao ragazzuoli. Allora, oggi è il 24, domani è Natale, auguri a tutti dopo 3-4 mesi. Meglio tardi che mai si dice. È Natale stranissimo. Intanto CP, basta regali quest'anno. L'altro anno ci hai regalato la pancreatite proprio la sera di Natale, quest'anno va bene così, eh? A posto. Ti regalo io qualcosa. Niente, dovevamo andare a pranzo dai miei, insomma Natale in famiglia come tutti quanti. Sfortunatamente, diciamo, ho dei parenti che sono risultati positivi, stanno benissimo, però sono risultati positivi, ma fortunatamente, insomma, io sono nato in una famiglia di gente intelligente e responsabile, quindi ovviamente hanno avvisato tutti e annullato il pranzo di Natale, tutto quanto, e quindi questo Natale sarà ancora più strano, sempre piacevole. CP, non voglio regali, no, testimoni, e perché andremo a Belluno, così, a vedere il centro di Belluno. Certo, c'è una piccola area camper lì, proprio sotto Belluno, e Amy. In più troveremo anche compagnia, ma non ti anticipo altro, salta su. Oh, pensa ragazzo, questo Natale all'Alessia gli ho regalato un casso, e a me? E la vagina? Natale stupendo, il regalo del CP. Un cadavere incartato. 25 dicembre. Dove è andata adesso? Accendo la telecamera e va via ovviamente. Tutto adesso qua che spruzza acqua. Eccola. E niente, il Natale li sveglia queste cose. Il Natale.
io, lui, cane, manca il Giacomo, ma andiamo a prendercelo presto. E niente stress di pranzi, abiti eleganti, tacchi, è seduto composto e mangia, imbugati e dopo cerca di digerire. I love questo Natale, vero cane? Sul peggio del Grinch, sì, hanno copiato me per fare il Grinch. E dopo pranzo decidi di spostarti. Jingle bells, jingle. Formazione turistica, Caorera è il paese della zucca. Cioè detto così un po' tipo, sa, qui di ieri, no? Chi parla così, ma in realtà mi parlaria così. In realtà gli dirai, io caro, che io che ho a casa, mi mi aspetta pazzina. Il panorama si presenta alquanto innevato, curati a sinistra, curati, sei curato? Curato, no? Dalle nostre parti significa ti sei guardato, ti sei goduto, hai assaporato, cioè come in Slovenia, fil Slovenia, percepisci la Slovenia, accompagnano gli altri si dice tatu cura il posto, tatu cura il paesaggio, queste robe, cioè non si dice percepisci il posto, percepisci la neve, fa triste, fa brutto. Jingle bell. Qui ha nevegato tanto, guarda che roba, guarda Giacomo, il cane che te non c'eri purtroppo, però vedi, cioè se c'eri tu Giacomo io adesso avrei fermato il camper, ti avrei preso e ti avrei lanciato dentro la neve, dopo ti sarei saltato sopra e ti avrei schiacciato tutto sotto, tipo il wrestling. È uno di quei momenti in cui adoro veramente aver fatto la scelta di avere un camper, indipendentemente dal fatto che ci viva oppure no, perché guarda che Natale strano, bello, no? Con gli amici in giro, così, in viaggio verso la neve, così quasi senza meta. La fortuna anche della Alessia che si rompe i coglioni, però dopo si stanca, vedi? Perché siccome gli rompe tantissimo le palle, no? E allora dopo, cioè, finisce la risorsa di rompimento di palle e quindi dopo dorme. Anna One by the Gat, la canzone preferita del speech. Beh, considerando che dovevamo farci 4 giorni di pioggia, eccoci, benvenuto Italia a Belun. Ok, 757, puoi scrivere un po' più stretto, no? Ok, cazzo, c'era scritto qua di camper, vabbè. Dentro ci dovrebbe essere anche un'area camper, cioè più che altro carico e scarico, ma vabbè, a noi non mi interessa. Dovrebbe costare 2 euro al giorno, quindi con 4 euro ti fai tipo un bel weekend, ti ha capito? Io caro can, quanto te scoresi. Questo qua, premere il pulsante blu per il biglietto o strisciare la tessera. Premo il pulsante blu, massa. Prendere il biglietto, che arriva anche mica, se te me dà il biglietto c'ho la Belluno, si va su con le scale mobili Italia, figata. Ma ce la spariamo sia di sera, guarda camper che ci sono già là, che di giorno, aspetta che aspettiamo. Sì vabbè, un parcheggio, niente di che. Sarebbero questi in mezzo alla neve. Potevano spalare un po' meglio la neve, perché non si accende. Non c'è posto. No, le gemellate come tirano avanti sulla neve, porca puttana, che aveva ragione. Comunque ragazzi, tac, questo, ecco, è il centro di Belluno, è la vera Belluno. Quindi tutti i posti che vedi, no, che girassingono gli altri, provincia di Belluno, vedi tu, sta qua c'è la famosa Belluno che fa provincia, Mamma mia, è sempre più colabrodo il mio merda di oscurante, vabbè. Bisogna che li chiamo e vado a sentire che dove li ho comprato era tipo a Vicenza, a quelle parti là, devo fare un disastro di chilometri, vabbè. CP, guarda che bel bagno che hai, illuminato, guarda. Io ho fatto anche la cacchiata di tacchignare le mani a caso nel pannellino della DS Tech, no? Vabbè, per sbaglio perché dovevo accendere la luce. E praticamente ho resettato le batterie, no? Niente di grave, però diciamo che quando le resetti metti 6 a 3/4 o a metà batterie, se le hai resettate ti segna il 100%. Allora siamo stati sì una giornata e mezza in area camper, ma non sono sicuro di averle caricate al 100% e quindi sai che io sono un pignolo, ci tengo sempre, no, sempre col pensiero delle batterie adesso. Ma ovviamente con gli altri li anche a Thomas, no? Ah, che cane inutile. Adesso mi metterò sulla mascherina perché guarda te quanto guardo io i telegiornali, è venuto fuori che anche all'aperto bisogna mettere la mascherina.
Che bello, Emi! Che figata! Altro che blu vertigo! Guarda che porita è fermo immobile! Ah, buon, evviva! Amore! È fermo immobile, guarda! Amore! Guarda che bello! Vedi? Siamo tutti che andiamo su felici! Vedi? Vai, che scemo! Ah, che bello! La mascherina che ci appanna gli occhiali, che andiamo via così, senza vedere. Brava Scoresa, brava. Ah, sai che tutte Scorese così impara a fare queste scale qua. Ah! Nostra mascherina normale esterna, Miti? Ah sì? Era una scala esterna? Sì, lui fa sì, dai, l'ultimo ormai lo è finito. Ah, scusa Cipino, saluto la scala normale. Pisa CP, te sei andata là dentro, saluta gli altri. Ehi, buongiorno Italia. Cazzo, sono tutti senza mascherina, che informazioni farlocche mi danno qua. Senti che da tipo frittelle. Casca sul ciccione, penso altro no. Ma no frittelle quelle che te pensi tipo questa qua avanti dritta il minigone, no, frittelle poi da mangiare. CP è ancora un po' sconvolto. Duomo di Belluno, Duomo de Beun. Che palazzo è questo? Sarebbe quello della prefettura, cos'è questo? Di Kebi. Vieta del centro. Neve, impalcature in Bastie su. Traduci per casa. Denota tutto quel che ha in Bastio su, guarda, tutti i ghirigori del tetto, guarda che bello, guarda che spettacolo. A Madonnetta là in fondo, vedi tu nonna? Madonnetta? Sì, io so che tanto me nonna non guarda i miei video. Il presepe della scuola. Non riesce pesante, ma mi sento l'ora da mangiare di assicurare dove via dopo. Ucciucciu che scavo nella mia memoria, questo è un ficus lirata. Io non ci venivo qui da tanti anni in Italia, ma veramente grande a Belluno, sto la verità, sto una bugia, no, sei più grande a stretti. Singano news, high tech, a GoPro 10 si blocca e continuo con me a 9, quindi sempre là siamo. Notizia sociopolitica invece vado fermo, perché con passo, no, ora passo magari senza mascherina, passa la famiglia con mascherina e te guarda mai come per dire, oh disgraziato, tu senza mascherina, allora giustamente mi sento anche fuori luogo e mi rimetto la mascherina, no? Ok, vado avanti e prossima un'altra famiglia invece senza mascherina, chi te guarda e ti dice ma guarda che bauc là, dove vai con la mascherina su? Jingle bell, è bellissimo il regalo che mi ha fatto l'Alessia, Sì, che aveva detto di non farci i regali, però niente, io le avevo preso un fiorellino e le mutandine porcelle. Queste fidanzate all'antica, perché se le dai una scopata è sempre contenta, se le dai un'aspirapolverata tipo anche i capelli si incazza, sapete che misteri? Riassunto della giornata, siamo stati a mangiare e a bere in camper da Thomas, ci siamo imbriagati, ma mia Alessia da imbriaga non sopporto altro, Dio caro, è una rottura dei coglioni ragazzi, mamma mia che rompi i coglioni, ma non rompi i coglioni cattiva, area là, vedi tu, a te fa tutti i dispetti, no? A parte tipo i cartoni là del Pierino, è sempre che a te infia le bottiglie su per il culo, cioè ti non ti puoi mai chinarti un attimo, area qua, ucciu. Guarda che pancia. Boom a porta, area là, No, tu senti e dopo si spacca l'attacco, ma io non ne c'è un cazzo perché tanto lo aggiusta io, ogni volta l'attacco che si spacca, no? Boom qua a porta. Fai piano che l'Alessia sta dormendo. Ma tu questo lo sai già, invece è arrivato Dennis con 3 S, fatta busta per far dettasi su che Alessia che dorme. Perché adesso sei tutto contento, no? Perché ha montato 200 ampere di batteria la DS Tech, quella a litio, no? E non è per vero, perché prima che aveva tipo la batteria al piombo, no? Era sempre a piedi. Poi era passato da Mirko a montare le 100 ampere e dopo così ha detto, ma sì dai, raddoppiamo. Mi chiedono tanti poi messaggi quanto costa le litio, l'impianto, io ti dico ragazzo non lo so, però da quel che ho capito e sentito la DS Tech è la più bassa che ci sia come costano sul mercato. Vabbè, insomma, senti Mirko o senti l'INSEE della DS Tech, ti fai fare il preventivo. No, non ci credo, attento ragazzi, attento quando cambia. Adesso mi metto in attesa. Occhio.
Top Group, augura buon Natale, bellissimo, si chiama l'uovo di Pasqua, la sorpresa di Pasqua, com'è che si chiamano queste cose? Easter egg, sì, una roba del genere che era dentro tipo in certi telefonini o in certi videogiochi o in certi programmi, c'era la chicca non nascosta. Eccoli là, maledetti. Che bello cambiare posto ogni tanto, mi piace tanto. Aspetta una roba, perché magari ci sarà il perché che mi veramente non capisco niente. Cioè, da ignorante, uno che vede così un camper con 3 porte, fa strano? Cioè, ci abbiamo provato a capire, ma di 3 porte e 3 gradini e non siamo riusciti a capire veramente. Strano? Amore bello, noi andiamo a fare una camminata, vieni anche tu, ti lascio le chiavi. Ok. Credo che abbia detto CP, una roba tipo zoo. You understand? Please for me. I love you like Fontana e Belmondo. Ai sigari!